Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia. Ragazzuoli, vi avviso subito che in questo episodio dovrò cercare di parlare piano perché sto registrando molto tardi, quindi se vedete un pochino sapete il motivo. Nell'episodio precedente, raga, il panico. Siamo stati nell'aeroporto, una missione bellissima. Abbiamo visto che comunque Frank ha tradito sì Salieri, però voleva semplicemente levarsi da questa merda, vedi, era stanco di controllarsi, di guardarsi sempre le spalle, discorso che tra l'altro avevo anche detto nello scorso episodio prima che tutto questo accadesse. Detto questo, signori, vi invito a lasciare un like e se raggiungiamo i 9 like faremo un prossimo episodio. Andiamo avanti. Visita ai ricchi 1983. Guarda queste case, grandi giardini, con steccati bianchi. È sogno americano, Tommy? Sembra di sì. Non fa per te? No, signore. Mi piace restare vicino al lavoro. Non farti ingannare da prati e fiorellini. Ci stanno più criminali qui che in tutto il resto della città. È per questo che siamo qui. Più o meno. Sul libro paga di Morello c'è un procuratore di nome Watkins, un vecchio amico di Ghellotti, pare. Il consigliere comunale? Esatto. Morello gli ha spifferato che c'entriamo nella morte del figlio di Ghellotti. Watkins è sul piede di guerra e vuole vendicare il suo amico. Pare che abbia alcuni testimoni chiari. Sappiamo i nomi? Sì, ma ci lavorano Poli e Sam. Tu devi occuparti di un'altra cosa. Portami tutto ciò che Watkins ha su di noi. Dove tiene le prove? Nella sua cassaforte. Non sono uno scassinatore. Non ti preoccupare, ti sto portando da Salvatore. È sbarcato da poco, ma può aprire qualsiasi cosa. Portalo alla villa, trova la cassaforte e lui fa il resto. Che genere di accoglienza mi aspetta? Niente di ingestibile. Watkins andrà a teatro, la casa sarà vuota a parte la sorveglianza. Lo studio al piano terra e, secondo l'informatore, la cassaforte è murata. Una volta aperta da Salvatore, prendi le prove e filate. È lui, capo? Sì, è Picciotto. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Oh, Toredo. Sai cosa fare? Non mi deludere. Sì, ho capito, sì. Tommy, se incontrate Watkins, non ucciderlo, ci darebbe solo grane. D'accordo, capo. Buona fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Oddio, per favore. Raga, non mi dite che questo è il personaggio che mi avete detto nei commenti. Mi avete detto, Sly, che più avanti c'è un personaggio che parla proprio siciliano. Non mi dite che è lui, raga, perché io mi innamoro di Salvatore qua. Vediamo. Andiamo avanti, nel frattempo raggiungi la villa del procuratore. Signore, si tolga. Ah, cazzo, raga. L'antecchia di siciliano? Oh capo, durissimo piano. Scusa, non parlo il dialetto. Perfetto. Io bellissimo, raga, non ci credo. Mi sa che sarà lui. Posto. Hai capito? O piano? Sì, il capo mi ha informato. Ok, per favore capisci. Trasiamo in tuo giardino un turciuniato senza farici sentire nei verieri. A casciaforti sta a rete un quattro no primo piano. Tu rammi un'anticchia di tempo e lascia fare tutto a mia. Chi da casciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ah, bene. Sarà una notte lunga per tutti e due. Bellissimo. Minchia. Bellissimo, raga. Certo, ha un dialetto un po' di merda, ok? Alcune cose le dice. Secondo me il doppiatore si vede che non è siciliano e prova a dirlo. Si vede da come parla. Ok, ora ascoltami. Fai come me. Non farti scoprire. Sì. Nessun rumore forte. Forte. Sì. Faccio io. Aprire cassaforte. Aprire cassaforte. Cristo. Ok. Radio. Ascoltiamo la radio. Perfetto. Va bene. Io la spengo la radio, però Tommy, fatti cazzo tu. Certo,
Ah, un pochino. Ora aprire cassaforte. A me si dice rapere. È una cassaforte, non raprire. Non so se esiste da qualche parte questo dialetto. Eventualmente qualcuno di voi ha un dialetto così, fatemi sapere. A me suona un po' strano, sembra un siciliano parlato male, però è figo, dai. Niente Apprezzo male come l'impegno. panorama. A volte sto paese è meraviglioso. Sto paese è meraviglioso. Dai, un paese ci sta. Meraviglioso un po' meno. Però dai, ci sta, raga. Allora, siamo arrivati, raga. Parcheggiamo qui. Ecco, ce la siamo gioco. E passato un muro, un Buiardino. giardino. Cosa? Lo faccio vedere. Tu faccio virire, dai, tu faccio virire. Un labirinto. Sì, un giardino intorcioniato. Resta qui. Io... Non ce la faccio, raga. Un giardino intorcigliato. Che cazzo c'entra il giardino intorcigliato? Comunque, è bello come parla, ok? Perché... Però secondo me, raga, mi sa di un molesto che prova a parlare siciliano. Cioè, capito? Si vede che non è siciliano. Almeno. Poi magari è un dialetto che esiste, però è Penso stranissimo. alle guardie. Non lo sapia. In America c'hanno i giardini. Pensiamo alla guardia. Allora, raccogliamo il fucilozzo, ricarichiamo e andiamo dall'altra guardia. Certo è un po' labirintico qui, dovremmo vedere da che parte è girata. Perfetto. Usare le armi da fuoco farà scattare l'allarme. Grazie al cazzo. Com'è, ti piace così? Ok, rimane l'ultima guardia, dobbiamo fare con calma. Guarda dov'è, guarda dov'è. Ora come cazzo si esce? Qua è un labirinto. Ah, ecco cosa faceva capire. No, ho sbagliato. Vabbè, ho sbagliato. Stavo pensando, ecco che cosa diceva lui con Uiardino ingiucceniato. Nel senso il labirinto. Ma guarda tu. Sì, un giardino intorcioniato. Resta qui. Io penso alle guardie. Sì, Uiardino ingiucceniato. Che bello, raga, che bello. Ma poi comunque sono un coglione, raga. Dalla mappa possiamo vedere dov'è. Furtivi, furtivi. Ok, l'altra è lì sotto. Vediamo se riesco ad avvicinarmi, raga, e farla. Paura che mi sente così, raga. Minchia, ma lì ce n'è un'altra ancora. Speriamo che non mi vede l'altro. Ecco, guarda pezzo di villa, raga. Speriamo che posso freddarlo comunque di sorpresa. C'è qualcuno nel labirinto con noi! Ok, ok, l'ho fatto. Calma, calma. C'è un collezionabile, raga, devo prenderlo. Ok? Preso il collezionabile. Dobbiamo eliminare tutte le guardie, perfetto. Non le ho fatte tutte, c'è ancora qualcuna. Mi sa che c'è quella che passeggia qua, raga. Che adesso bisognerebbe vedere dove cazzo è. Eccola. Calma. Perfetto, raga. Penso le abbiamo fatte tutte. Dovrebbero essere finiti. Salvatore, dove sei? Dove cazzo è Salvatore? Torino! Io qui. Che raga, capisco che questo qui parla siciliano, cioè sa il dialetto e non sa l'italiano, ma Dio mio parla tipo l'uomo scimmia, voglio dire. Dove cazzo è? Dove diavolo è andato? Casogno, dammi. Caso. Ma dove cazzo è? Non ci voleva questo qui. Ma dove cazzo è? No, mi dire che si sta facendo il bagno. Ah, eccolo. Dammi. Io qui. Un capio all'estete. No, raga, ha vinto tutto Salvatore, avevate ragione. Sei uno tosto tu, eh? Cosa? Entra nella villa. Case, facciamo un colpiccia se ne esce. Sì, ma vieni, no? Trovati nella villa del procuratore. Sicuramente deve aprire lui, raga, perché è lui che scassina. Sì, però sbrigati, perché guarda che ti sto sparando e faccio fare la missione. Veloce. Veloce, Trasi. Ok, si è sbaggato. Dai che ce la fa, signori, dai che ce la può fare. Ce la può fare. Ce la fa, Ozio Turillo, ce la fa. Apri. Cavocio. Che razza di scassinatore sei? Appunto. Poi la minchia parata, dai. Ma che veramente così devo aprire? Cerca. No. Non guaccio. Che? Un quadro? Non guaccio. Da Vinci. Caravaggio. Tu capisci? Dipinto? Vuoi dire che è dietro un dipinto? Sì. Ok. Ho capito. Che tu no. Ci tocca controllare un'altra stanza. Ok, ma dobbiamo stare attenti, raga. Magari ci può essere qualcuno. uno. Controlliamo i dipinti. Qui non c'è. Mamma mia, pezzo di villa, raga, tra l'altro.
Una nota, opuscolo sul pentimento, l'America non cadrà in tentazione, il proibizionismo non va cancellato, non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello spirito. Io sono col vino. C'è un'altra nota, quotidiano del 1 luglio 1933, boss del crimine di Empire Bay assassinato. Qua c'è un collezionabile, zio Turiddu si sposta. Dai, il quadro sopra il camino, un classico, c'è pure il fucile. No, mi sa che non c'è. No. Non è Kiddo, non è Kiddo. Qua c'è un'altra stanza, ma anzi non c'è nessuno in questa villa. Questo è un quadro diverso dagli altri, raga, probabilmente è questo. Fatemi vedere cosa c'è qui. Una nota, lettera di Ghilotti, procuratore Wetk. Le scrivo per ringraziarla, se davvero può fornirci testimoni, deposizioni e prove affidabili a dimostrare che Salieri ha fatto uccidere Billy, sarò suo eterno debitore. La storia del prete non mi ha mai convinto. Si sa com'è andata, raga. Eventualmente potete mettere in pausa il video per leggere la nota. Eccola qua. Bravo. Grazie zio Turiddu. Scusa. Prego. Vediamo che sai fare. Merda. Merda. Sbrigati, Salvatore. Pazienza, pazienza. Oddio mio, bellissimo. Ottimo lavoro, scusami. Ancora? Minchia. Mi ha detto l'allarme! Cosa? Minchia, ora siamo fottuti! Non importa, forza, dobbiamo filarsela! Cazzo. Dai, indietro! Ah, cura ragazzi, attento. La cassaforte è nel suo studio. Ah, fa culo. Ma chi cazzo era il buon uomo? Troppi corridoi, troppe stanze. Dubito ci possano fare uscire così tranquillamente. Bene, sappiamo dove sono. Non ho molotov e non ho granate. Mamma mia, raga. Dio, perdonatemi la cam, raga. Perdonatemi la cam. Comunque dei cazzo di fenomeni, raga. È morto? Salvatore, stai indietro! Vaffanculo. Oddio. Penso io! Vabbè, 3 fucilate. Il buon uomo è resistente. No. Cazzo, mi hanno tirato una molotov. Avanzo. Merda. Cazzo. Ma come a tutte le pattuglie? Prendo la macchina. Ti ho capito subito. Aspetta. Arremenati. Bellissimo, raga. È che c'è un collezionabile qua, lo vorrei prendere. Perfetto. Salieri, minchia, il collezionabile di Salieri, raga. Ok, prendiamo una macchina a caso. Se proprio devo scegliere, prendo questa. Mi sa di potente. Veloce. Aghiana. Come sta? No, il posto di blocco no. Lo so. Oddio. Cosa tu abbia detto, lo so. Qualunque cosa abbia detto lo so. Bellissimo, raga. Oddio, gli ho sparato nel culo. Penso che ho preso, raga, la macchina più scarsa che potevo prendere. Fa cagare. Ma tanto, raga. Ma se taglio di brutto, raga, tipo così. Bottare sale, bellissimo, raga. Mamma mia, raga, a me è spettacolare. Bendamaci! No, fantastico. Signoruzzo. Salvatore, Scendi. Dove ti porto? a casa. Cambiamo Sì. macchina. Dov'è casa tua? Sesta e Maple. Ok, andiamo. Veloce, sali. Salvatore, sali. Salvatore, devi salire. Guarda, ho capito. Sei buggato tra la macchina. Veloce. Madonna mia. Salvatore di merda. Operativo 0. Prendiamo strade di campagna. Oddio. Mamma mia, brutta idea. No, il cespuglio. Così no. Merda, raga, merda. È finita. Sono morto.
Sono morto. Sono morto, raga. Sono morto. Dio mio, volevo cambiare macchina perché era una merda questa. Veloce. Mamma mia, raga, ma è indecente per una roba del genere. Dai, non si può vedere. Dai, semina. Si levi. Dio mio. Guarda pure i civili a scassare i coglioni. Non ti travaglio con Dio, così va. Dio mio, non gira sta merda. Che macchina di merda, raga. Sarebbe molto figo, raga, un Mafia ambientato all'era moderna, giusto per cambiare veicoli. Dai, raga, più o meno li abbiamo seminati. Dobbiamo nasconderci un attimo e io nel frattempo cambierei macchina. Adesso non ti buggare, cambia macchina, buon uomo. Ciao, carrazzezzi. Grazie, signor Ruzzo, sali. Tom, dagli a dire una cosa. Al nostro prossimo travaglio ci penso io a casciaforte, o capisti? Capipi che non ci morì in Taggiavilla. E ci colpi solo tu. E impara un'anticchia di siciliano. Il rispetto alla nostra terra. È come parlare omegano. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Un l'affare mai più, eh? Mai più. Ok, sì. Buonanotte. Notte. Un grande, raga. Un grande. Salvatore ha vinto tutto. Visita ai ricchi. Capitolo completato. Vediamo come proseguirà la situation. Un ottimo affare, sempre 1933, nello stesso anno. È l'ultimo carico di roba buona, capo. Lo so, ho conservato quelle bottiglie per 10 anni. Ma ci servono soldi. Portatele via. Sentito? Caricatele. Che piacere vedervi. Capo, che ne pensa del lavoro con Salvatore? Sei stato bravo, Tom. Ghilotti non ha più nulla su di noi. Abbiamo guadagnato tempo. Almeno finché bastano i soldi. Forse possiamo fare un altro passo, capo. Sam mi ha detto che hai un piano. Già, e le piacerà. Faremo un bel gruzzolo e faremo saltare qualche dente a Morello. Ok, cos'hai in mente? Un paio di settimane fa mi stavo rilassando nella cigar lounge del Blue Tropics. E che? Un bordello da 4 soldi. 2 stanze totalmente spoglie coi materassi a terra. E per gente rispettabile. Hanno il bar e tutto. Comunque, un cliente era ubriaco fradicio e tormentava la madama con tutti i suoi problemi. Ha attirato la mia attenzione col suo accento del cazzo. Ripeteva ancora e ancora di questa bella attività che era riuscito a tirare su. Ma gli schermi per cui lavorava pretendevano una fetta e avevano deciso di rompergli il naso. Gli hai pagato il conto? E certo che no. Però l'ho accompagnato fuori e l'ho portato a una tavola calda per aiutarlo a riprendersi. Ci mettiamo a parlare e viene fuori che il suo nome è Gates. È un campagnolo e viene da Kentucky. Un contrabbandiere. Meglio. Suo padre possiede un paio di distillerie. E vi lascio immaginare chi è il loro unico acquirente da queste parti. Morello. Ma pensi che voglia tagliare i ponti? Già. Me lo sono lavorato bene, capo. Stanotte ha un altro grosso carico. Ma ha convinto tutti i suoi uomini ad arrendersi. Non dobbiamo fare altro che simulare una rapina vera e propria. Non lo so, Poli. Ti fidi davvero di noi? Morello non le piace, questo è chiaro. E poi non abbiamo alternative. Siamo quasi alla canna del gas, giusto, capo? Che ne pensi, Tom? Dobbiamo rimpiazzare il Canadian. Se per Poli questo Gates è la soluzione, per me va bene. Dov'è l'incontro? Al grosso parcheggio già in centro. Ok, bene. Ma stavolta vedete di non fare minchiate. Portate anche Carlo e Little Bill. Cosa fatta, capo? Quando avete il furgone, tornate subito qui. Mamma mia. Capo. Bello. Farmi pentire di averti concesso di andare in giro con i ragazzi. Non si deve preoccupare. Lo so, se ne preoccupa Tom, infatti. Proteggo io il suo autista, capo. Perfetto, ma posso andare col camion? Niente, non posso. Guido io. Salga, buon uomo! Bene, sali in macchina con Poli e Carlo. Guida fino al parcheggio. Bene. Bene, Carlo. Sembra uno che se l'è fatta sotto. Ah, vaffanculo. È il tuo momento di gloria, eh? Finalmente sei con i ragazzi. Senti, passo più tempo io con il Don che tutti voi messi assieme. Certo, lo aspetta fuori finché non ha finito con le sue puttane. Mamma mia, raga. Se mi Veramente. volete, non vengo. Nessun problema. E
Il capo non lo verrà a sapere. Guarda, 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 guarda. Tu che vieni, tu vieni. È solo che c'hai l'aria di uno che va a farsi una scampagnata. E non voglio che Gates pensi che siamo dei deboli. A ogni modo, perché Gates ce l'ha con Morello? La prima volta che Gates ha fermato i furgoni, Morello ha deciso unilateralmente di modificare i termini. E già che c'era ci ha rotto il naso come parte della rinegoziazione. Se Morello viene a sapere che siamo coinvolti, è la volta buona che glielo stacca. E questo dobbiamo fingere di ravenarlo. Così tornerà dal suo paparino raccontando la storia a strappalacrime di come è stato derubato e minacciato con le pistole. Convincerà il vecchio che Morello non sa proteggere la merce. E a quel punto ci servirà un nuovo compratore e suggerirà un tipo affidabile chiamato Salieri. Minchia, È raga. una stronzata, Tom. Pauli me l'ha raccontato ieri e in qualche modo sembra già peggiorato. Ascolta, quando farai un lavoro vero per il capo, invece di scarrozzarlo in giro, allora, solo allora potrai dire la tua. Fino a quel momento, vedi di tenere chiusa quella cazzo di fogna. Va bene, come vuoi. Poi non venire a piangere da me quando Morello ti becca. Che stai insinuando? Che cazzo stai insinuando? Ragazzi, fatela finita. Guarda in discesa come sto accelerando, raga. Comunque è bello, ragazzi. Fa veramente intrigante. Quest'auto non è male, raga. Comunque è una delle poche fattibili. I sbirri stanno venendo a prenderci. Non portare gli sbirri all'obiettivo. Madonna mia. E li ho portati all'obiettivo. Sono un coglione. Guarda, guarda da dove ricomincio. Vabbè, ci vediamo lì. Scarrozzarlo in giro. Dentro. Che stavo dicendo? Oddio, raga. Cioè, ascolta. L'ho Farai un lavoro vero per l'ho il freddato capo, male. invece di Comunque la macchina, raga, dai, ci sta. Qualche graffio qua e là, ma siamo arrivati sani. Guarda quante belle macchine, raga, da fottere. Tutto tranquillo per ora. Solo chi lavora la macchina. Dalle 9 alle 5 questo posto è deserto. Beh, noi abbiamo un lavoro, ma siamo qui. Quell'accio tipo di lavoro. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere su Gates, Pauli? Solo che c'ha il naso rotto e le casse piene di roba buona. L'ideale per noi. L'ideale per noi. Hai capito? Minchia, siamo qui, mi Che sa. c'è laggiù? Una colonna c'era e l'abbiamo presa, raga. Pauli, è un piacere vederti. Sì, anche per me, Gates. Beh, spero sappiate riconoscere il buon whisky. Beh, non sono esattamente un esperto. Tommy? Sì, è buono. Il primo pagamento. Se il don è soddisfatto, finanzierà altri carichi. I quantitativi aumenteranno costantemente. E noi saremo ricchi, ragazzi. Beh, è sempre un piacere fare affari con persone rispettabili come Don Salieri. Quindi, porgigli i miei rispetti. Ma certo. Ora dobbiamo solo chiudere questo affare. Cristo, Pauli! No, no! Tranquilli! Che c'è? Ve l'ho detto che all'apparenza doveva sembrare una rapina, no? Quando avrò finito in questa città mi toccherà rifarmi il naso. Ah, puoi stare tranquillo. Con tutti i soldi che ti farai potrai comprartene uno nuovo. Non ci credo. Oh, attenzione. Ma che cazzo è successo, raga? Ok. Come minchia sono venuti a saperlo? Perché non stai mai zitto? Minchia, raga. Questi sono gli uomini di Morello. Oddio. Non è grave, prendete gli alcolici e filate. Ci pensano i miei ragazzi. Andate, togliete Ma sono- di mezzo tutti quelli che incontrate più avanti. Io resto con il piccoletto. Sì, ma sono tutti morti. taxi, non ci servi da morto. Tommy, cerca gli altri, non è ancora finita. Va bene, va bene. Minchia, dobbiamo prendere il camion allora. Ah, dobbiamo proteggerlo così a piedi. Aspetta, mi buon uomo. Aspetta, un attimo di pazienza. Ne arrivano altri. Mamma mia, raga, è un bordello qui. È un po' un casino, ma ce la dovremmo fare.
Ok. Con quanta maestria. Ne rimangono 2. Dai. E muori. Dio mio, lo prendo in faccia. Mamma mia, le medicine, dammi le pillole, dammi le pillole. Dio pillola. Mamma mia, raga. Qua ci sarà un altro round, raga, per tutti i piani. Oddio. A caso. E qua è un'esplosione a catena. Dobbiamo spegnere. Cerca un estendore o qualcos'altro. C'è il sistema antincendio sul soffitto. Ok, da qui. Vado io, bro. Mamma mia, raga, che casino. Oddio, è uno. Venite subito qui! Ah, devi coprirti meglio, stronzo. Oh, le granate. Godo. Ok, attiviamo il sistema antincendio. E in più, collezionabile. Terror. Perfetto, qua ci siamo. Che bella, che missione, raga, scortare questo camion così. Ce ne sono ancora. No, ma uno è qua. Oddio. Ok. Tiro una granata. Oh, vabbè, una strage, raga. No, merda. Ok. Che culo, raga, una strage. Che sono messo male, raga, mi servono dei kit. Ok, che culo, li ho chiamati. Dammi le pillole. Ok, ci siamo. Che vi... Ah, devo parlare prima con Sam. Prendi una macchina e coprimi le spalle. Sì, Sam. Guarda con quale faccia Polly, raga, ma quanto è simpatico. Ok, prendiamo la macchina e dobbiamo difendere ancora il camion. Cosa avrà fatto Morello a scoprire dell'accordo? In questa città nessuno si fa i cazzi suoi. Per il momento portiamo gli alcolici al magazzino e cerchiamo di non morire. Perfetto, sì, niente. Signori, breve taglietto per voi, per me è passato un giorno. Continuiamo da dove ci eravamo salutati. Oddio, dobbiamo difendere... Cioè, no, dove eravamo c'era salutati, insomma, io... Vabbè, un po' complicato, ecco. Mamma mia, è pieno di macchine, raga. Dobbiamo difendere il furgone. Ma vaffanculo. Guarda come l'ho freddato malissimo. Dai. Io ho preferito, raga, fermarmi con la registrazione perché essendo tardi, diciamo, non potevo parlare fortissimo. Cioè, no che urlo, uno che deve urlare. Però, insomma, non è la stessa cosa. Ho preferito fermarmi e riprendere magari oggi. Che per voi, vabbè. Per voi passa un taglietto, però. No, ce ne sono altri. Affanculo, prendi il palo, fratelli. Oddio, ma ce n'è un altro. Che l'avevo visto. Veloce. Perfetto. Ok, signori. Ce la stiamo cavando. Attenzione, posto di blocco della pula. Dove cazzo sta andando? Sta passando per la Baracovoli. L'ho visto. Attenzione, guarda che posti. Vabbè. Attenzione. Bellissimo. Fantastica sta roba, raga. Guarda dove cazzo giriamo. Mamma mia, raga, che missione. Oddio, ancora. No, veloce. Vai. Ale al cazzo. Ti prego, dimmi che sono finiti, raga. Il camion è a meno di metà vita. Forse li abbiamo seminati. Oh, meno male. Cielo. Andiamo a casa, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo gli alcolici. Voglio dire, non è andata secondo i piani, ma abbiamo gli alcolici. Ma Già, anche se mi sa tanto che stasera io e te ne berremo un bel po'. Direi che ce lo siamo meritati. il minimo. Ci siamo. Sembra una calibro 38, opera di quelle di Morello. Sì, li abbiamo sistemati. Il picciotto del Kentucky. L'hanno colpito alla spalla, ma è un tipo tosto. Lui e i suoi sono andati via appena abbiamo steso i sicari di Morello. L'emboscata da Gates al padre è un altro motivo per far fuori Morello da business. Sentiamo se questo sciacquamodella è valso il disturbo. Ottimo. Mi occuperò dei dettagli col padre di Gates. Con questa delizia del Kentucky torneremo sulla cresta dell'onda. Bel lavoro, ragazzo. Sono fiero di te. Sono fiero di tutti voi. Alla salute! A salute! Mamma mia, tanta roba.
E si conclude questo capitolo, un ottimo affare, un capitolo incredibilismus. Signori, direi che per questo episodio, intanto mi scuso ragazzi se l'episodio è comunque iniziato, cioè ho parlato piano, insomma l'ho registrato di notte raga, purtroppo l'ho interrotto troppo tardi, come al solito bastavano altri 10 minuti e non c'era bisogno di fare un secondo episodio. Insomma signori, noi ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia, vi invito a lasciare un like soprattutto per il nostro Turiddu, il nostro Salvatore che parla in siciliano, spero di fare altre missioni con lui perché è veramente divertentissimo, peccato appunto che non potevo parlare come avrei voluto. Detto questo, vi mando un salutone, mi raccomando, e ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia. Ciao belli!